Allora, ritornati qui, parole Elisa Venturini, sono emerse alcune cose anche molto concrete, infatti vorrei proprio per far capire anche bene Sì. l'esempio di Bisato, visto che tra l'altro lei fino a ieri era sindaco, per No, cui Adesso è anche vice sindaco, quindi adesso è vice continua a essere anche sindaco, per cui sempre amministratore. dentro Sì. l'amministrazione, ma nel senso... Poi il bello dell'ANCI, che appunto sta per Associazione Nazionale Comuni Italiani Veneto, perché noi siamo l'associazione dei comuni del Veneto, è che hai modo di confrontarti con l'esperienza degli amministratori di tutto bravissimo, il infatti Veneto, quindi questo è con gli molto amministratori comunali. E per me è una grandissima esperienza perché vedo come operano i sindaci e gli amministratori nel Veneto e poi anche per tutto quello che riguarda il fenomeno della migrazione, anche per quanto riguarda l'operato delle cooperative. Quindi è stato veramente una visuale, un modo anche per vedere questo fenomeno anche più da vicino. Ecco, mi permetto così di porre in evidenza il fatto che questo decreto sulla sicurezza cambia un po' il modello di accoglienza. Ecco, secondo me è chiara ed evidente la distinzione che adesso si fa molto netta e molto chiara tra il richiedente asilo, che è l'immigrato, il migrante che arriva qui in Italia e che fa la richiesta, e il titolare di protezione internazionale, cioè colui che, arrivato in Italia, migrante immigrato, ottiene il riconoscimento, ottiene un permesso per rimanere in Italia. Questa adesso diventa la grande distinzione, perché solamente il titolare della protezione internazionale, oltre al minore non accompagnato, hanno diritto a intraprendere il percorso SPRAR, che adesso acquisirà anche un altro nome, SIPRO-IMI, ma è la stessa identica cosa, e lo SPRAR, che viene gestito dai comuni da circa 20 anni, è il sistema appunto di protezione che prevede una serie di progetti di integrazione e di inclusione. Ora, questi progetti che fino a questo momento venivano garantiti sia al titolare di protezione internazionale, cioè chi gli veniva riconosciuto il permesso, sia al richiedente asilo, sia a chi aveva il permesso di protezione per motivi umanitari, adesso non sarà più così. Quindi questi progetti, quindi questo denaro pubblico verrà utilizzato semplicemente per chi ed esclusivamente è titolare della protezione internazionale, cioè ha ottenuto lo status di rifugiato, e così anche appunto per il minore non accompagnato, e questa è la grande differenza. Ecco, volevo chiedere una cosa per precisare, chi entrava nello SPRAR, in questo progetto SPRAR eccetera, e quindi aveva questo riconoscimento, aveva diritto anche ad essere mantenuto in certo qual modo, integrato eccetera, con determinati progetti da parte delle cooperative. È corretto questo? Allora, era il comune, allora, il primo passaggio lo si faceva nei centri di accoglienza. Una volta all'interno i CAS o i CARA, il CAS era il centro di accoglienza secondario, il CARA è il centro di accoglienza per i richiedenti asilo. Da queste grandi strutture poi veniva effettuato un percorso con la richiesta da parte del migrante di poter appunto accedere alla protezione internazionale, quindi comunque al riconoscimento di una tutela, di un permesso per motivi umanitari, per qualsiasi ragione, comunque avere un permesso per poter soggiornare in Italia, e da lì poi partiva l'iter che permetteva di entrare all'interno di questi progetti da parte di comuni che davano la loro disponibilità, e venivano quindi sottoposti a dei percorsi che permettevano loro di avere un minimo di istruzione piuttosto che svolgere attività lavorativa, perché rientravano all'interno di un progetto. Quindi anche il soggetto che era arrivato in Italia, che non aveva ottenuto, non era titolare di protezione internazionale, anche se era semplicemente un richiedente asilo con un permesso umanitario, poteva avere la possibilità di accedere a questi progetti. Oggi con questo decreto non è più così, perché si fa una selezione. Ecco, questa è la grande differenza, perché con l'abolizione del permesso per motivi umanitari non è più possibile, quindi vengono riconosciute, come si diceva prima, altre forme di protezione legate alle persone, ad esempio, che sono state vittime di violenza, oppure in caso di sfruttamento per attività lavorativa, o se nel paese di origine c'è stata una carestia, o nel caso in cui la persona abbia bisogno di cure mediche. Allora in questi casi viene riconosciuto un permesso speciale che rientra nell'ambito della protezione internazionale, e solamente in questi casi rientrano i famosi progetti di inclusione e di integrazione, che prima veniva definito SPRAR, adesso con un altro nome, ma hanno la stessa valenza. E questa è la grande differenza che è stata introdotta col decreto sicurezza, a parte tutta una serie di altre misure che sono state introdotte. Mi permetto di dire una cosa anche: l'iscrizione anagrafica adesso con questo decreto possono essere iscritti all'anagrafe dei comuni solamente i titolari di protezione internazionale
e quindi le persone che a questo punto hanno avuto un riconoscimento, non più richiedente asilo, non più quindi come era nel passato il soggetto che aveva ottenuto un permesso per motivi umanitari. Il problema che è stato posto è stato questo: ma allora se le persone non vengono più iscritte all'anagrafe non risultano più, diventano invisibili. Non è questo. Le persone continuano ad avere, anche il richiedente asilo continua ad avere, anche se non ottiene la protezione internazionale e l'iscrizione all'anagrafe, continua ad avere comunque i servizi di assistenza, di accoglienza, le cure mediche, naturalmente limitate, che vengono garantite a qualsiasi persona nel nostro paese, perché l'Italia si distingue da qualsiasi altro paese al mondo perché le cure mediche vengono garantite a tutti a prescindere. Quindi l'iscrizione anagrafica non incide da questo punto di vista. E dirò di più, come ANCI Veneto, noi ci siamo battuti in passato per evitare l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. E mi ricordo che perché piccole realtà, perché allora, la città di Padova può anche permettersi di iscrivere il richiedente asilo che soggiorna nel proprio comune, ma perché ha una struttura, ha del personale. Voi pensate ai comuni di Cona oppure il comune di Bagnoli, che avevano migliaia di persone sul proprio territorio, se si possono permettere di iscrivere all'anagrafe migliaia di persone, con tutte le difficoltà che hanno gli uffici anagrafici dei nostri comuni, dove c'è poco personale e ci sono delle pratiche estremamente complesse per quanto riguarda gli immigrati. Quindi anche per questo motivo c'era stata da parte di ANCI Veneto nei confronti del governo la rimostranza nel dire: guardate che le iscrizioni anagrafiche non possono essere fatte urbi e torbi, ma devono essere fatte secondo determinati criteri. Adesso con questo decreto è stata introdotta l'iscrizione anagrafica solamente per i titolari di protezione internazionale, cioè per i richiedenti asilo che hanno ottenuto la protezione, un permesso per rimanere in Italia. Perfetto. Entrando nello specifico, è come dire, non è che io a prioristicamente sono contrario a tutte le cose che sono state introdotte, però cerco di essere onesto intellettualmente, sempre e comunque. Quindi ci sono delle cose che dico che possono anche andare bene o che comunque avevano già prefigurato delle difficoltà che andavano affrontate, ed altre che secondo me invece la stiamo prendendo al contrario. Porto 2 o 3 esempi. SPRAR. L'acronimo sta per Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e dei Rifugiati. Cos'è che di fatto aveva introdotto nel sistema? Aveva dato una facoltà, perché non era un obbligo, e qua secondo me si era sbagliato, aveva dato una facoltà ai comuni di intervenire sulla questione. Cioè, avendo il pallino in mano, cioè qua chiunque avesse nel proprio territorio uno SPRAR, il sindaco non era avulso dalle attività che dentro quel centro avvenivano. Nel caso mio, io sono sempre di relato, di seconda mano mi arrivano le informazioni su cosa succede nel mio centro di accoglienza straordinario CAS. Se fosse stato uno SPRAR, ero sempre in contatto diretto. Ma lo SPRAR deve essere sull'iniziativa dei sindaci. È gestito dai comuni. Attenzione, comuni, non lo omettevo, sarei arrivato anche lì. Era su iniziativa dei comuni e soprattutto immetteva nel sistema una cosa che è stata da un punto di vista politico totalmente disattesa e fronteggiata, perché rendeva meno politicamente, ossia la distribuzione equa, la suddivisione del carico tra tutti i potenziali attori del sistema Repubblica Italiana. Però molti sindaci non erano in grado non erano d'accordo, perché ne è stata creata ad arte un'azione di contrasto anche nelle realtà che i 3 richiedenti asilo manco sapevano che ci fossero. Però se ti creano il comitato contro, si diventa il no a tutto ha portato come conseguenza Bagnoli e Cona. Bagnoli, Cona e Conetta. Che lo si voglia o che non lo si voglia. Allora a me non sta bene, come onestà intellettuale, che si faccia il comitato contro no Bagnoli e che si vada addirittura a manifestare per chiudere Bagnoli, perché adesso la chiusura di Bagnoli, io sono felicissimo per il sindaco Milan, si sappia, l'opinione pubblica deve sapere che gli ultimi 20 che erano a Bagnoli per riempirsi la bocca e andare sui giornali sono stati spostati a 90.
a 90 Padovana. Sei contento? A 90 no, non sono per nulla contento perché io mi porto i miei 3 per 1000. Ma perché Quello, non sei contento? Perché Cioè, come dire, politicamente... insegnaci come si fa, Sì, visto ecco. che hai riempito tu le nostre città in questo senso. Non fatela. È vero, noi abbiamo smontato Bagnoli dopo che voi lo avete istituito. Avvocato Pietrogrande, avvocato Pietrogrande, ne avete già avuto il consenso che basterà per chissà quanto. Ridiventiamo amministratori, sì, certo. funzionalmente aggrediamo il tema e cerchiamo di risolverlo. Allora, e chiudo, solo una battuta su quanto diceva il vice sindaco Venturini, correttamente, ma c'è anche un altro pezzo di verità. Io per primo, assieme a Milan, a Panfilio, ad altri sindaci, dicevamo non è corretto che abbiano la carta d'identità. Non è corretto. Altra cosa, il nostro sistema di gestione dell'anagrafe presuppone che dove tante persone, tipo un convitto, tipo una caserma, stazionano per più di tot giorni, c'è un preposto che va all'anagrafe, porta una lista e dice qui sono ospitati e dà il nome e cognome. In quel caso si chiama residenza anagrafica collettiva e comporta per l'anagrafe la semplice iscrizione in un elenco a parte. Un controllo anche di pulizia. Vengono spostati perché uno si comporta male, perché uno non ha più il permesso di soggiorno, perché viene spostato in un altro luogo, si toglie dalla residenza anagrafica collettiva. È un'altra cosa dalla dare la carta d'identità, è un'altra cosa, però almeno nel radar istituzionale ma li mantengo, altrimenti sì, sono invisibili. Io non sono d'accordo, ma dico brevemente soltanto rispetto alla carta d'identità che correttamente la collega ha spiegato come la circostanza di non dare più la residenza e la carta d'identità ai richiedenti asilo esula completamente dal negargli l'assistenza di carattere sanitario. Ieri dall'incontro con ANCI è emerso questo proprio perché, mettiamoci una pietra sopra, nessuno sta negando la tutela sanitaria. Che cosa si nega? Si nega la possibilità di accedere a tutta una serie di strutture che sono correlate all'iscrizione anagrafica, fra cui prestazioni di carattere sociale, dei costi, mense, costi che sono in realtà legati a un'esistenza, una residenza sul territorio, una contribuzione che giustamente non possono essere correlati e attribuiti a delle persone che in maniera estemporanea si trovano sul territorio. Perché allora, se così deve valere per i richiedenti asilo, potrebbe valere per chiunque altro, anche la persona che risiede italiano, che risiede all'estero e torna in Italia a chiedere ed è iscritto quindi nell'AIRE, nel registro degli italiani all'estero. Se torna in Italia a trovare gli amici, non è che può sottoporsi a un intervento di carattere normale utilizzando e usufruendo le prestazioni di carattere sanitario, deve curarsi nel paese dove risiede. In Italia potrà avere solo le prestazioni di carattere di pronto soccorso, di necessario, e stiamo parlando di cittadini italiani che risiedono all'estero. Se noi invece diamo in maniera indiscriminata gli stessi diritti, allora dobbiamo darli anche a tutti coloro che hanno le stesse caratteristiche, per esempio, ripeto, cittadini italiani che risiedono all'estero. Elisa Venturini. Il problema che in realtà si pone è questo, ma una volta che, e ce lo siamo posti anche come ANCI Veneto, una volta che scade il termine di coloro che hanno il permesso di soggiorno per motivi umanitari e che sono qua in Italia, e magari anche quanti arrivano nel nostro paese e gli viene comunque negato il permesso di rimanere, quindi la tutela internazionale. Cosa Rigettate succede? il 76%. Bene. Quindi cosa succede a questi signori? Ecco, il problema è questo, Sono perché rimangono qua. Questo rimane il problema. E il rimpatrio è un problema, perché il rimpatrio non è che si decide di rimpatriare in quel paese e questi prendono parto e se ne vanno.
Prima di tutto bisogna avere i rapporti con quello Stato africano. Che adesso ci sono incontri per cercare di aprire. E quindi ci deve essere un'attività diplomatica delle relazioni internazionali tra l'Italia e gli altri Stati per permettere questo. Perché non è che si possa pensare, è stata utilizzata l'immagine del dittatore Videla in Argentina che caricava la gente dentro gli aerei, li portava in mare, li faceva cadere. Lo stesso principio è questo, quindi non è che carichi la gente in aereo e li fai andare nell'etere. Devi farli arrivare in uno Stato che li accetta, quindi devi avere delle relazioni internazionali con altri Stati, che non se ne è sempre così scontato e soprattutto con determinati Stati africani non è così. Quindi su questo aspetto vorremmo avere maggiori garanzie per capire se in termini di rimpatri verrà effettivamente fatta questa attività, e questo è il problema. L'altra questione è, dobbiamo partire a monte ed è interessante anche capire queste persone che arrivano in Italia chi sono. Allora voi pensate che adesso in questo momento in Africa ci sono 25 milioni di persone che stanno vagando per gli stati africani, perché l'Africa è un continente. Una frangia di questi 25 milioni, quindi una piccola parte arriverà in Europa e continuerà ad arrivare, perché sono persone che noi chiamiamo migranti economici, ma sono persone che non hanno niente da perdere. Sono persone che partono dai loro paesi, dove c'è magari stata una carestia, dove c'è magari stata un'inondazione, dove qualcuno è andato, ha bruciato un villaggio, non hanno più niente, dove tentano la fortuna e questi partono. Allora funziona che anche in Africa ci sono delle associazioni, delle organizzazioni criminali, delle mafie, con trafficanti che vanno di villaggio in villaggio e vanno alla ricerca di persone da mandare in Europa. Naturalmente, perché noi vediamo sempre questi bei ragazzi muscolosi che arrivano in Italia? Perché il villaggio, il clan, la tribù, decide di mandare quello che ha più possibilità di arrivare. E quindi pagano. C'è chi vende il campo, chi vende la mucca, raccolgono i soldi e fanno partire la persona. Il trafficante gli dà le indicazioni del tragitto, del viaggio che deve fare, e questo, partendo dall'Africa, arriva. Magari la persona che parte non sa neanche la differenza tra Italia e Francia. Questo parte perché il 30% di quelli che partono dall'Africa, dei migranti, a malapena conoscono il dialetto africano. Quindi arrivano che questi non sanno assolutamente niente. Fanno un viaggio che può durare anche 3 anni. Nel frattempo magari si trovano anche qualche lavoretto, qualcosa per raccimolare soldi, nel frattempo magari vengono picchiati, nel frattempo vengono sfruttati, nel frattempo può succedere di tutto in questo viaggio. Le donne, in tanti casi, nella maggior parte dei casi, si devono prostituire per raccogliere soldi, oppure vengono menate, oppure vengono violentate, perché questo è poi quello che succede alle donne. Arrivano e in questo momento loro si fermano in territorio libico, perché i flussi sono terminati con Minniti nel luglio 2017, perché Minniti ha stretto l'accordo con le tribù della Libia, perché Minniti, che aveva i vari agganci a livello di servizi segreti, è riuscito, naturalmente pagando, cioè che non pensiamo che questi ci stanno facendo un favore, stiamo pagando come Italia per fermarli tutti là. E questi sono lì fermi. Dopodiché Salvini ha avuto il coraggio di dire chiudiamo i porti, perché mai prima nessuno l'aveva fatto. Ha lanciato questo messaggio, che sia vero che non sia vero che siano chiusi questi porti, perché ogni tanto si sente dire ma manca il provvedimento, ma sta di fatto che lui è il primo che ha avuto il coraggio di dire chiudiamo i porti. Ma di fatto il flusso si è interrotto a luglio 2017. No, non è che si è interrotto il flusso, gli sbarchi hanno continuato fino a quando Salvini ha chiuso i porti. Perché fammi solo dire una cosa rispetto a quello che dicevi prima, e cioè che ci sono delle organizzazioni criminali mafiose che vanno alla ricerca di ragazzi da trasportare in Europa. Principio, osservazione che condivido assolutamente. Io trovo che noi fino all'altro giorno con il Partito Democratico siamo stati complici, perché quando tu dai un segnale all'Africa dicendo chiunque venga in Italia verrà accolto, ci sarà spazio per tutti, non c'è nessun problema, incentivi le organizzazioni criminali a rastrellare persone, così come lo fai con la prostituzione, è lo stesso identico principio. Se tu invece dai un messaggio chiaro per cui l'Italia utilizza dei criteri di carattere legislativo e legale, chi ha i requisiti come esistono negli altri paesi europei potrà entrare e gli altri no, implicitamente e indirettamente arriverai anche a bloccare e a incidere sulle associazioni di carattere mafioso, che non avranno più nessun interesse a comprarsi e rastrellarsi
queste povere persone che magari nel loro villaggio anche ci stavano e ci stavano vivendo. Assolutamente. Adesso do la parola per concludere. Sì, prego. Ecco, giusto per concludere. Gli sbarchi poi ci sono stati anche dopo luglio 2017, però il flusso si è interrotto proprio per la presenza di queste tribù che trattengono, appunto luglio 2017. Questi sono fermi là. Poi la concezione che noi abbiamo del tempo, noi europei, non è la concezione del tempo che hanno gli africani. Loro stanno là ad aspettare, perché per come staranno in questi campi, loro aspettano, perché vedi mai che succede una rivolta, succede un'insurrezione, vedi mai che in Tunisia o in qualche stato dell'Africa settentrionale abbiamo un'altra primavera e quindi parte un altro flusso verso l'Italia e questi si aggregano perché aspettano. Per cui il problema dell'immigrazione sicuramente è fondamentale dare dei messaggi chiari, precisi, che nel nostro paese non può arrivare sempre comunque qualsiasi persona perché è il paese del Bengodi, perché questa è l'immagine, questo è quello che i trafficanti, e continueranno a farlo, sapete, al di là di tutto. Quello che poi anche bisogna dare è un modello d'accoglienza che permette anche però una gestione del problema, perché è impensabile che noi diciamo adesso non arriveranno più. Cioè noi dobbiamo pensare che questo problema dobbiamo essere in grado di gestirlo e per poterlo gestire comunque non basta solo l'Italia e questo è il problema di fondo. Infatti bisogna coinvolgere gli altri paesi. Allora andiamo in pubblicità dopo la parola da Bisato. Allora il problema di disincentivare è un dato di fatto, in qualche modo bisogna trovare. C'è un problema che si sono create anche a livello locale delle mafie che stanno gestendo, quindi mafie che gestiscono a livello internazionale questi flussi su cui che la fonte di ricchezza è superiore addirittura al traffico di droga, mafie locali, le cooperative coinvolte, prefetture, insomma sta venendo fuori il disastro, quindi un business anche qui e in qualche modo bisogna smantellarlo, se non altro nei numeri dico io, perché quando i numeri sono già più tenui si riesce forse a gestire meglio una situazione, numeri importanti invece non è così. Vero è che comunque dall'estero, anche io quando sono stata all'estero ho fatto delle domande in giro, il nostro paese è molto molto allettante, l'Europa alletta, cioè l'Europa, l'Italia come primo approdo e poi da là si cerca di andare anche in altri paesi. Detto questo andiamo subito in pubblicità, poi do la parola a Bisato quando ritorniamo.